La situazione è che bisogna tagliare le piante, bisogna pulire, potare le piante, insomma, bisogna pulire perché non c'è nessuno che pulisce. Via Nascimbeni, zona stazione accanto alla scuola della Sacra Famiglia. Questo che vedete è un parcheggio privato ad uso pubblico ed è gestito dal signor Giuseppe Gallo da tanto tempo, che ha ricevuto questo incarico anche da precedenti amministrazioni, però viene segnalata una situazione di costante degrado, di abbandono di questa zona che comunque è molto frequentata, soprattutto durante il periodo delle scuole. Ecco, lei come responsabile di questa zona ha segnalato a più riprese che le cose così non vanno. È da anni che sto dicendo anche di venire, perché qua dove ci sono parcheggiate tutte le macchine, è il posto che passano i bambini che vanno a scuola. E qua non possono passare, devono passare in mezzo alla strada, le macchine che entrano possono provocare incidenti. E invece qua e non viene nessuno a controllare. Io chiamo anche i vigili per venire, non viene nessuno. Ma Una queste volta cose. c'era una problematica anche di prostituzione, c'è ancora? C'era la prostituta, qua i prostituti erano, oh, sì, se non ci sarei io qua, i prostituti è lui che apriamo e chiudiamo e teniamo in ordine. Qua i prostituti si allargano a Ancora centinaia, adesso comunque. ancora adesso, Mm. sì. Allora, quando vedono che ci sono io, che giro qua, così faccio una passeggiata, scappano e se ne vanno Piazzale Giardini, Guardini. Però non si può andare avanti in questo modo, cioè qua abitano persone qua e vanno dietro le macchine e fanno i porci come tu vuoi, perché non c'è nessun controllo. Una denuncia che ha raccolto anche Vito Comencini di Popolo Veneto che ha segnalato questo contesto, no, complicato, è così. Se l'amministrazione pubblica non interviene, se gli enti pubblici non fanno la loro parte e non ci sono controlli, è evidente che ritorna il degrado, ritorna l'insicurezza ed è un pericolo non solo per coloro che abitano qua, è un disagio per loro, ma anche per gli studenti che passano di qua e possono trovare qua spacciatori, prostitute, qualunque situazione di pericolo, degrado, insicurezza e quindi in questi anni purtroppo l'amministrazione comunale, AMIA, gli enti pubblici hanno ignorato questo problema. Diciamo che se non ci fosse la buona volontà di questi signori residenti, coloro che sono demandati da anni a gestire questa zona, questo parcheggio, ci sarebbe ancora più abbandono. Qui effettivamente c'è un cancello, lo vediamo, che viene aperto e chiuso con gli orari che sono segnalati, ma diciamo che manca il controllo, manca la pulizia e ovviamente il degrado si diffonde in una delle zone che per anni è stata conosciuta anche per la questione legata alla prostituzione, ma che come abbiamo sentito anche dalla testimonianza di poco fa, ecco, le cose sostanzialmente non è che siano poi così cambiate.